Buongiorno, sono Nicoletta Catteruccia e sono la proprietaria di questa Villa del Ferro insieme a mio marito Andrea Crisanti. Vivere in questa villa presenta una certa responsabilità. Infatti la villa è stata testimone di eventi della storia italiana, di passioni, di fedeltà ad ideali, di tradimenti, di laboriosità, e noi sentiamo come il nostro dovere quello di essere all'altezza di tramandare questo pezzo di storia dell'Italia alle generazioni future. Originariamente questa costruzione non era come appare adesso, era una fortezza e venne edificata nel 1450 e si chiama Villa del Ferro perché c'era un ponte massiccio di ferro battuto che consentiva l'accesso a questo antico feudo fortificato. Questa costruzione apparteneva a una potentissima famiglia veneta, i Trissino, che comunque commisero un errore fatale, che fu quello di allearsi con gli imperiali della Lega di Cambrai nella guerra contro Venezia, come fecero del resto molte altre persone, ed in particolare dopo che questa Lega di Cambrai sconfisse Venezia in una battaglia terribile. Molti di questi fecero così, ma non Bernardino Fortebracci da Montone, il quale rimase sempre fedele alla Serenissima, nonostante l'imperatore Massimiliano gli avesse intimato di passare dalla loro parte pena la confisca di tutti i suoi beni. La Serenissima, per premiare la fedeltà di Bernardino, gli regalò questa costruzione, la costruzione e tutti i terreni intorno. Alla morte di Bernardino, la moglie Aquila decise di vendere la proprietà a Girolamo Priuli, che è colui che praticamente descrisse le vicende di mare, le conquiste, le guerre di Venezia e le tramandò ai posteri. Ora, a questo momento il mondo era cambiato, stava cambiando, e Venezia anche. La Controriforma imponeva dei rigidi principi morali e quindi per poter mantenere le ricchezze bisognava anche coltivare la terra. Il Priuli decise di commissionare l'edificazione di questa villa allo Scamozzi. Lo Scamozzi era un accademico e un grandissimo conoscitore dell'architettura. Lo Scamozzi decise di progettare questa villa secondo criteri di funzionalità e di austerità. Ora, questi criteri la villa li conserva ancora, anche se sembra un paradosso parlare di austerità e di spartanità in ambienti così meravigliosi, con i criteri che abbiamo oggi. Però se voi ci fate caso, questa villa ha, per esempio, un pavimento di cotto molto semplice e non ci sono affreschi alle pareti, tranne i festoni nuziali che sono in alto, che tramandano ai posteri le iniziali dei coniugi che abitavano in questa villa.
Alla fine del XVIII secolo la villa passò per via ereditaria ai fratelli Custozza, ai conti Custozza. I conti Custozza erano dei patrioti e dei carbonari e riuscirono a liberare, anche se soltanto temporaneamente, Vicenza dagli austriaci diradeschi. Quindi la lealtà a certi ideali, anche a prezzo della loro vita, è una caratteristica un po' di quelli che furono gli abitanti di questa villa. Lealtà ad ideali, ma anche lealtà in genere, diciamo così, alla generazionale. Infatti questa villa passò di generazione in generazione, sempre nella stessa famiglia, per circa 400 anni, fin quando non venne acquistata, intorno agli anni 60, da un veramente laborioso produttore di vino. Ed infatti quando noi acquistammo questa villa, la famiglia ci lasciò anche 90.000 bottiglie di vino, insieme a tutto quanto il resto, e alcune di queste bottiglie veramente di grande pregio. Vivere in questa villa significa anche appagare i sensi. Infatti la bellezza degli ambienti interni, dei giardini, che sono stati tutti rimessi a posto secondo i criteri estetici dell'epoca, il profumo inebriante di cascate di gelsomino e dei cespugli di lavanda, del finocchio selvatico, stordiscono l'olfatto. Ma non soltanto questo, la tranquillità in genere che si respira, perché non ci sono rumori, conferisce una serenità all'esperienza di vita qui. Abbiamo cercato di dare un carattere ecologico a questa villa utilizzando pannelli solari per l'elettricità e il riscaldamento, non utilizzando concimi tossici e non utilizzando pesticidi per trattare gli alberi da frutto e gli ulivi, che insieme agli oleandri e insieme ai cipressi danno un tocco di campagna toscana e laziale che ci ricollega alla nostra origine romana. Go.
Voi avete visto che la maggior parte delle stanze di questa villa non sono affrescate, perché in qualche modo aderiscono a quello che era il principio di semplicità e austerità della estetica della Controriforma. Noi abbiamo impreziosito in qualche modo le pareti del salone adornandolo con 3 affreschi di Gian Domenico Tiepolo. Questi affreschi originariamente erano a Palazzo Franco Valmarana e la ragione per cui questi affreschi, invece di essere a Palazzo Franco Valmarana, sono in questa casa è che nel 1944, dopo il primo bombardamento di Vicenza, quando il Palazzo della Zia Palazzo Thiene viene completamente distrutto, in una situazione drammatica e rocambolesca rimedia 500 metri quadri di garza e tela per strappare gli affreschi. Attualmente la maggior parte degli affreschi di Palazzo Franco Valmarana si trova a Palazzo Barbaran da Porto, che è il Museo del Palladio, e non a caso stanno al Museo del Palladio, perché lì c'è la rappresentazione del Teatro Olimpico. Un'altra parte degli affreschi è stata acquistata da noi e quindi in qualche modo noi siamo contenti di averli in qualche modo una volta ancora riuniti qui a Vicenza.